Claudio Tognoni, insomma, grandi soddisfazioni, si sta raccogliendo il frutto di un grande lavoro proprio a livello anche turistico. Siamo partiti con una serie di iniziative e siamo arrivati adesso a questa borsa del turismo in Friuli. Sì, siamo molto convinti del nostro prodotto, del prodotto Friuli Venezia Giulia, del prodotto enogastronomia, del prodotto culturale, del prodotto mare, del prodotto montagna, e abbiamo voluto condividerlo con gli operatori e i giornalisti che in questi giorni da tutto il mondo sono venuti in Friuli Venezia Giulia per toccare con mano il nostro valore turistico. Questa volta è stata fatta una scelta che si è uniformata in tutta la regione, perché si sono visitati praticamente tutte le postazioni, i siti turistici enogastronomici del Friuli. Sì, non solo enogastronomici, ma proprio tutti i prodotti turistici, 16 itinerari diversi, 170 persone che hanno partecipato a questo grande tour che ha toccato proprio tutti i prodotti del Friuli Venezia Giulia. Possiamo dire che questo servirà a rendere ancora più unita la regione per promuoversi sia all'interno dell'Italia che all'esterno, perché insomma da Trieste a Gorizia, a Pordenone a Udine, dalla montagna al mare, insomma questi giornalisti sono stati portati un po' dappertutto, no? Sì, giornalisti, ma anche tour operator, agenzie viaggio da 13 paesi sono venuti in Friuli Venezia Giulia per vedere proprio tutti i nostri prodotti, quindi una regione unita, sono, come ho detto, moltissimi itinerari diversi, tutti i prodotti del Friuli Venezia Giulia presentati in una kermesse di 4 giorni. Michelangelo Buen, responsabile per la promozione dell'enogastronomia della regione Friuli Venezia Giulia, insomma, dopo aver riscosso grandi successi internazionali, anche questa nuova opportunità proprio in occasione di BAI, di questa borsa del turismo, per poter presentare a un palcoscenico interno la grande enogastronomia friulana. Sì, l'occasione di avere qui un gruppo così numeroso di operatori e giornalisti sul territorio regionale ci ha stimolato a proporgli degli itinerari di promozione enogastronomica notevole. Direi che abbiamo cercato di offrire tutti i prodotti, ma non solo, anche fargli visitare ristoranti, cantine, tutto il meglio che poteva offrire la regione Friuli Venezia Giulia. Credo che il grado di soddisfazione da parte degli operatori sia molto alto e questo ci gratifica tantissimo. Ecco, c'è una svolta, Michelangelo, in effetti nella strategia promozionale anche dell'enogastronomia, infatti una serie di iniziative coronamento proprio di questo successo ha fatto sì che anche il portare i giornalisti, i buyers a visitare direttamente dove si produce il vino, dove si raccoglie l'uva, dove si produce il prosciutto o il montaggio, insomma ha dato un ulteriore valore aggiunto a questi prodotti, no? Diciamo che per promuovere un prodotto bisogna farlo vedere e farlo provare, e credo che non ci sia occasione migliore che portarli sul territorio a provare i prodotti e a vederli, a vedere la nostra regione con tutte le sue bellezze, le sue qualità. Questa è la strategia che credo sarà la strategia del futuro, la strategia vincente, quella di far conoscere direttamente sul territorio il meglio della nostra regione. Tatiana Famiglio, in pratica tu ci hai fatto insieme a tutte le tue brave colleghe, a tutto il gruppo, ci hai fatto un po' da cicerone in questa prima occasione di BAI Friuli. Quindi com'è andata e soprattutto come avete pianificato la visita di questa magnifica regione? Una grande occasione per far scoprire a ben 70 giornalisti il territorio regionale, tutto il Friuli Venezia Giulia. Partendo dal primo giorno e scoprendo una delle perle Aquileia e Grado, la laguna di Grado, riscoprendola con un'imbarcazione, andando a visitare l'isola di Barbana ma anche i casoni dei pescatori, nonché l'isola della Ravaiarina, ritornando poi a Grado e visitando Re di Puglia e la città di Trieste. Il giorno dopo si cambia, si è cambiato, siamo passati a un'altra grande perla della regione che è Cividale, il Ducato Longobardo, che ha dato modo di far scoprire un'altra perla importante della nostra regione, per poi spostarci in una delle zone vitivinicole più importanti del Friuli Venezia Giulia, cioè il Collio, visitando una cantina e degustando i nostri fantastici vini bianchi
Franchi, chiudendo anche a Gorizia, uno dei capoluoghi regionali. E il terzo giorno invece abbiamo scoperto Tarvisio, i laghi di Fusine e siamo risaliti con la cabinomia sul Monte Lussari e visitato anche questa vetta. Dopodiché ci siamo spostati in un'altra zona montana della regione e abbiamo visitato la Carnia e una di queste perle è stata Sauris. In questa occasione abbiamo avuto modo di visitare gli artigiani del legno di questa località, nonché uno dei prosciuttifici e quindi degustare i vini, la birra ma anche i prosciutti della nostra regione. L'ultimo giorno invece è stato dedicato a Udine, alla città di Udine, e in questa occasione, oltre a visitare i luoghi del Tiepolo, anche, perché no, fare un corso di cucina e quindi imparare a conoscere i prodotti nazionali ma soprattutto regionali, capendoli, lavorandoli e chiaramente degustandoli. Quindi passando dalle vette fino alle località balneari della regione abbiamo visitato, oltre a Udine e Trieste e Gorizia, anche Pordenone, quindi abbiamo toccato tutti i capoluoghi regionali, le montagne, le perle d'arte e le località balneari. Abbiamo dato l'occasione a tutti quanti, insomma, di avere una panoramica a 360 gradi su quella che è l'offerta turistica regionale, i prodotti e soprattutto le bellezze e l'eccezionalità di questa regione. Ecco, lasciamelo dire Tatiana, complimenti veramente sinceri a te, alle tue colleghe e a tutta l'organizzazione, davvero eccellente, davvero unica, e soprattutto grazie, perché io, che comunque sono spesso in Friuli, ho avuto modo, seguendovi, di scoprire delle perle, delle chicche, degli angoli che non pensavo esistesse in una regione così affascinante. Dalla piazza di Trieste, Fabrizio Nonis vi dà appuntamento, come sempre, alla prossima puntata.